Era ormai il lontano 2010 quando partecipai al mio primo scavo paleontologico ufficiale. Con me e la squadra c'era anche il famoso Giovanni Todesco, scopritore di Ciro, il primo dinosauro italiano. Quel giorno scavammo su una parete di roccia e trovammo questo tesoro che oggi, con grande soddisfazione personale, si trova all'interno proprio del museo di Roncalli. Tutto ciò che stiamo vedendo sono centinaia di frammenti o anche esemplari piuttosto interi di conchiglie, di gasteropodi, bivalve fossilizzate. In questo caso ne vediamo uno piuttosto evidente. Un vero tesoro, uno scrigno che ci riporta a circa 40 milioni di anni fa, durante l'Eocene.